Attualmente, a seguito delle nuove ordinanze regionali, del DPCM e del Premier Conte, i docenti stanno attivando la DAD da casa insieme agli alunni, ma non escludo la possibilità anche, grazie all'ordinanza assessoriale dell'assessore La Galla, che invita le istituzioni scolastiche a tenere conto delle criticità rilevate per quanto riguarda gli alunni diversamente abili. A loro va la mia attenzione e tutto il personale docente, garantendo nel limite del possibile la loro presenza in aula con i docenti di sostegno e gli assistenti alla comunicazione ove previsto. Per le famiglie che hanno avuto difficoltà abbiamo dato in modo d'uso dei dispositivi digitali e il compito mio è sempre venire incontro alle esigenze, alle difficoltà che la comunità scolastica mi pone in luce, e il mio augurio è quello di affrontare quest'anno scolastico, nonostante in questa epidemia che purtroppo ci coinvolge, affrontare quest'anno scolastico con grande professionalità, quindi ne faremo tesoro per il futuro.